Vivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione. Accendi Bella. Bella Radio. Buonasera a tutti, belli di Bella, benvenuti, buon inizio settimana, buon lunedì, le 21 puntualissime e noi siamo pronti a dare il via a questa nostra nuova puntata. Io do il ben ritrovati a tutti, lo so, sono giusto un po' senza voce, quindi questa sera mi dovrete ascoltare in questo modo, non è colpa mia raga, chiedo venia, adesso ci occuperemo per farla tornare. Intanto buonasera a voi che ci guardate sul canale 96 del Digitale Terrestre, buonasera a voi invece che ci ascoltate in radio FM 103.7 e in DAB Blocco 10C, buonasera a chi ci sta seguendo tramite le app, chi ci guarda su Facebook, chi ci guarda direttamente sul nostro sito, e diamo tra pochissimo anche la buona serata a chi ci segue su TikTok, perché come sempre siamo in collegamento anche lì. Vi ricordo che qualora volete mandare un messaggino, volete fare un salutino, potete contattarci direttamente su TikTok, perché il tempo vola, è sempre troppo poco e quindi non riusciamo a prendere le telefonate. Adesso mettetevi comodi perché finalmente ritorniamo con l'artista del lunedì, perché lui le prime puntate le ha prese proprio il lunedì sera. Gli artisti, io mi pronuncio col suo nome perché lui è il protagonista principale, ci sono anche tanti ospiti, man mano ve li presenteremo, ma io voglio subito, immediatamente chiamarlo in modo tale da farlo cantare, un artista che conosciamo bene, ci è mancato tanto. Diamo la buona serata e il benvenuto a lui, Salvo Paris. Stasera se vuoi prendiamo un caffè, se stanotte stai solo rimane con me, se confuso non facciamo dimmi in modo che tu l'hai vista abbracciare una femmina e ti spietto adesso ti metto con me. Se sto pezzendo o vieni a sapere non rincillo a questo che tu stai con me e non piangerti addosso a stringere da me. Non ti spietto c'è fatto l'amore con me, non è solo una notte, rimango con te. Non mi usi e mi getti, non tengo difetti, io ti amo vedrai. Non ti spietto c'è fatto l'amore con me, io non sono un pupazzo, non ridi di me. Non mi usi e mi getti, non tengo difetti, io ti amo vedrai. La notte passammo insieme io e te, non ce la faccia sta solo, ti voglio con me. Si confuso non facciamo di ma perché resta ancora un poco a stringere da me. Ma tu spietto c'è fatto l'amore con me, non è solo una notte, rimango con te. Non mi usi e mi getti, non tengo difetti, io ti amo vedrai. Ma tu spietto c'è fatto l'amore con me, io non sono un pupazzo, non ridi di me. Non mi usi e mi getti, non tengo difetti, io ti amo vedrai.
Buonasera, aspetta. Allora, volevo dirti una cosa, mio caro Salvo. A parte che ci sei mancato in questi giorni, chiedo scusa per le spalle, ragazzi. Sì. Aveva un qualcosa nella camicia. Allora, in primis, benvenuto e bentornato. Per me è un piacere. Sono davvero contenta che tu sei qui. Nel frattempo avevo appena attivato la diretta, perché l'abbiamo attivata in questo istante. Sì. Voglio salutare tutti coloro che si stanno collegando e li saluti con me. Come stai? Certo, io sto bene. Era da un po' che non ci vedevamo. Sì, siamo stati un po' fermi, però adesso siamo di nuovo belli carichi. 160 gradi attivi di nuovo. Anche perché ieri sera io stavo rientrando da Napoli, ero in macchina insieme a Fabiola Ferrera, Jessica Biffi, il nostro Salvo, Peppe. Siamo entrati nella tua live e ti abbiamo beccato che stavi facendo la live, ed è molto bello perché certo. quando si ama cantare, lui si apre live, inizia a cantare, canta proprio dalla mattina alla sera. Questo è l'amore del canto, uno che è innamorato del canto, della musica. Non ne può fare a meno. È vero, la musica, il canto. Io sono contenta, che sei tornato. Niente, davvero. noi siamo belli comodi perché abbiamo altri due artisti che sono i tuoi compagni di viaggio. Certo. Quindi che dici, li facciamo entrare? Li facciamo entrare, dai, ok? Dai, e allora diamo il benvenuto a loro, a Agatino, Cosentino. Prego! Costantino. Giusto? Buonasera. Ciao Agatino, buonasera. Come stai? Tutto a posto, tutto bene. Anche con te ci siamo un po' persi, però siamo ritornati finalmente insieme. E c'è un'altra parte, il terzo pezzo che manca. Lo chiamo io. Vai. Ivan Nero. Facciamo un applauso anche per lui. Buonasera a tutti. Ciao Ivan, buonasera anche a te, ben ritrovato. Come stai? Bene, Mary, bene. Allora ragazzi, noi abbiamo i nostri divanetti, quindi ci possiamo accomodare, ci mettiamo comodi. Salutiamo come sempre tutto il pubblico, tutte le persone che sono insieme a noi. Abbiamo anche una voce femminile che la faremo entrare dopo, certo. Anche perché questa è una bella sorpresa che dopo Salvo ci presenterà. Ragazzi, siete belli rilassati, belli. Devo dire che qui c'è un calduccio. Sì. Io mi siedo subito. No, tu non ti siedi perché io voglio un'altra canzone da parte tua. Cioè, abbiamo detto che qua si canta e lui allora si va a sedere. Ragazzi, voi accomodatevi, ma io, insomma, mi sei mancato per troppo tempo, Salvo, quindi non solo a me, anche a tutto il pubblico che ci ascolta. Tra un pochino dicevamo che se avete voglia potete scriverci su TikTok, che adesso vi leggeremo, faremo tutti i dovuti salutini, anche perché insomma so che loro ci tengono. Iniziamo allora. Il brano da stare con mia, forse facciamo questo? Ma certo! Li facciamo dopo allora gli altri salutini, che dici? Iniziamo a fare dopo? Sì. Continuiamo a cantare con il nostro Salvo Paris. Da stare con mia, brani che troverete su tutti i portali, ragazzi. Che questo brano qui ne parliamo dopo di questo brano, intanto l'abbiamo annunciato, andiamo in musica. Parliamo dopo. Ti portano a panna, ti richiama la vita e poi mi dici sono scemolito, avevo ragione. Arummo porta, tu stai con me, guai chi ti tocca, tu sei mio, pur sempre sei mio, o stai con me, o un braccio a Dio. Stare con mia, guai di tocca, guai dalia. Isami mano, forza ballamo, non sa più stare lontano di te. Tazza rosa mangiamo, canari chiamo, una fede carne, da una settimana. Arummo porta, tu stai con me, guai chi ti tocca, tu sei mio, sempre sei mio, o stai con me, o un braccio a Dio. Da stare con mia, guai di tocca, guai dalia. Isami mano, forza ballamo.
braccia a Dio. Tu sei dominio, o sempre sei mio, o stai con me, o un braccio a Dio, braccio a Dio. A stare con mia, guai gudito, che guai gudalia. Isami mano, forza ballamo, non saccio stare, lontano ridia. Ciao G. Oh. Ciao Giù. Ciao G. Ciao Giù. Tutte per a casa, da lì. Tu stai con me, guai che ti tocca. Tu sei dominio, sempre sei mio, o stai con me, o un braccio a Dio, un braccio a Dio. Ciao G. Ciao Giù. Che cambia conoscono tutte para, oh, da lì. Io ho detto che sogno famoso. Aspetta, tu state vicino a me, non ti muovi. Chi è finito? A me non mangiare un tazzo rosa, va, che non richiama la vita. Ovviamente, sicuramente. Che bravi! Mangiamo una Quanto zazzarosa. mi piace questa canzone. Grande Diamo Emanuela, il grazie benvenuto Emanuela. anche ad Emanuela, che dici? Buonasera Emanuela. Buonasera. Nonché la voce femminile di questo brano molto bello che Sì, sì, abbiamo cantato e ricantato e continuiamo a cantare. Ci diverte tantissimo, sempre troppo piacevole, Salvo, questo brano. Anche da parte mia venire da voi per me è un onore molto molto Forte. forte. Sediamoci, Ok. vai, sediamoci. Io Mary volevo salutare i ragazzi che lavorano da Somma, Mister Bianco, Certo, un bacione grosso. tutto lo staff. Volevo salutare Ciccio e Franco, ovviamente saluto tutti quanti le persone che mi seguono, che sono anche amici miei. Bene, Ok? senti, facciamo qualche salutino. Certo. C'è Melita Pulvirenti che ti fa i complimenti, bravissimo Salvo. Grazie. E poi siediti, scusatemi se passo davanti. Io ho il telefonino per leggere tutti i messaggini su TikTok. Bravo Salvo, sei sempre il numero 1, lui è Max Ecri. E poi salutiamo Sebi Dolce, Divina, Tatiana che fa i complimenti a entrambi, Orazio, buonasera. Grazie. Gabriele Giuffrida, tesoro, ti Ciao, mandiamo un Gabriele! bacio. Ci sta seguendo anche lui, gli mandiamo un bacione grandissimo. Salutiamo Orazio e poi c'è Vincenzo Lasevoli, Max Ecri che chiede i saluti anche da parte tua e poi li facciamo dopo. Agatino, sempre il top, ti scrive Gabri. Un bacione Gabriele. Anche perché con Gabri lei Certo. è cresciuto anche L'ho tu. cresciuto io musicalmente. Esatto, sì. e lui- È nato con me Gabriele Giuffrida. È una cosa bellissima, Certo. e lui è qui che ti sta guardando. Un Vedi bacio, quando Gabriele. c'è anche il rispetto, no? Da parte dei più piccoli che crescono con i più grandi e loro Certo, tornano e posso dicono. dirti che oggi è abbastanza preparato, è grande. Gabriele sì, Gabriele devo dire la verità molto, tra l'altro anche lui sta preparando tante belle cose, Sì. quindi insomma gli auguriamo sempre il meglio perché lo Certo. merita. Invece piuttosto Salvo, io sono un po' curiosa perché l'ultima volta che ti ho lasciato mi hai detto che c'erano tante belle novità, si sta continuando con il progetto? Certo che stiamo continuando. Perché tu Ora, registri e incidi da te, ricordiamola sì, questa cosa. Studio Paris Record, da me c'ho la casa ricordiamo. discografica. E anche i ragazzi sono curati Sì, da parte sì, tua. sì. Quindi insomma c'è proprio uno studio dove lì ti dedichi alla musica H24. Sicuramente, certo. Chiunque vuole, Che bella sappiate la che musica. c'è anche questo. Se C'è- non c'è la musica come si fa? No, ma non si può fare perché anche noi quando parliamo trasmettiamo musica indifferentemente, quindi sarebbe arrivata lo stesso. Va bene, che ne dite se adesso passo il microfono ad Agatino? Emanuela, me lo dai il microfono per favore? Che lo faccio arrivare ad Agatino, che insomma... Grazie mille, Agatino. grazie mille. Agatino è un altro ragazzo che abbiamo detto, hai curato, l'abbiamo detto, l'hai preso tu sotto Sì, le tue ali e stai curando. Agatino c'ha tanti brani che sono pronti, alcuni con i video, però ha scelto lui di fare Piano il piano. disco intero e volevo uscire tutto in una volta. Non tutti ragioniamo Assolutamente, con certo. unicamente. Diciamo. Lui dice Lui ha deciso di fare in questo modo e per me è un piacere accontentarlo. Quanti grazie. brani hai già fatto uscire? Uscire sono 3. Ecco, che sono Solo quelli 3 che brani. presenteremo stasera. Sì, sì. Però dietro ce ne stanno tanti altri. Sì, Diciamo che è quasi finito. certo. Quando sperate di farlo uscire l'album?
gennaio, metà gennaio già è pronto e 100% che è fuori. Sarà fuori. Assolutamente. E anche, scusami Mary, ti chiedo scusa, e anche il mio ovviamente usciranno tutte e due insieme. Mo ne parliamo di questa cosa, che già abbiamo dato troppe informazioni contemporaneamente qua, altrimenti ci confondiamo. Quindi mo parliamo di questa, sia di quello tuo che di quello di Agatino. Io direi intanto di far cantare Agatino con un brano e dopo continuiamo con questo argomento che mi piace tanto, così raccontiamo ancora un po'. Sì, assolutamente. Io voglio iniziare questa serata intanto ringraziando a tutte le donne, perché oggi è la giornata internazionale sulla violenza alle donne. Contro la violenza delle donne. E questo brano, A più forte tutto innamorato, lo voglio dedicare a tutte le donne qui in sala e che ci stanno ascoltando, e anche ovviamente a mia mamma. Assolutamente, condivide il tuo pensiero, e tra l'altro molto bella ricordare anche questa cosa. Bravo Agatino, centro del palco completamente tuo, e adesso ti lasciamo cantare con questo bellissimo brano dedicato a tutte le donne. Stasera te viene a pigliare, prima di scendere falla aspettare. Una scusa ringelle fornute faceme e lasciala. Tanto saggio vai pazzo per me, trova scuse e fancella sapere che sanate maglione e ti tratti come una femmina. Tu sei più forte, tu sei innamorata, in ogni cosa sta con cose. Ma Luca passa ma tu sei più bella e tutta innamorata, sì che l'amore che fa innamora, non ti mettere scorne che mani più forte abbraccia ma falla stringere non è ferma. Un messaggio deve nascere, non può perdere, non può accettare, capo sbatte per me di sto cuore, non può perdere. Vita mia sua bascia a te, curra faccia ti fatta vedere, cuore mi rindovico da Luca, sia meglio femmina. Tu sei più forte, tu sei innamorata, in ogni cosa stavo cose più. Si tu sfogli in oscuro ma stringe ma Luca passa ma tu sei più bella e tu sei innamorata, sì che l'amore che fa innamora, non ti mettere scorne che mani più forte abbraccia ma falla stringere non è ferma. Agatino Cosentino, bravissimo Agatino. Grazie Questo mille. brano è davvero molto bello, lo ricordo perché l'abbiamo cantato anche l'altra volta quando siamo stati insieme. Sono arrivati tantissimi commentini, tanti complimenti anche per te. Bellissima voce, te lo scrive Tatiana, amo i miei figli. Melita, anche lei bravissima, e vai Agatino, sei un grande. Poi ancora nata cresciuta guerriera, vai Agatino. Grazie Santo mille. Pulvirenti, Agatino sei il top. Mi fa impazzire la tua voce, bravo Agatino. Salutiamo tutti, Franco, Bella Stella. Sì, un grande bacio a tutti quanti ovviamente. Ce n'è tantissimi, Simone e Bruno, tanti messaggi, li ringraziamo tutti per tutti questi messaggi che sono arrivati, e salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando. Bravo Agatino, complimenti. Quindi Grazie. ora dopo mi racconti del nuovo album, Sì. perché voglio ritornare nuovamente a Salvo, visto che adesso farò tornare a cantare lui. Gennaio quindi uscita del nuovo album. Sì, usciremo insieme io ed Agatino. E Ivan Nero lo stiamo preparando. Adesso ci arrivo. Ancora è arrivato al secondo brano. Adesso ci arriviamo. Al secondo brano. Se lui ci mette un po' di impegno in più, perché lo devo cercare per registrare, o perlomeno per farci ascoltare le basi e così via. Dopo gli diamo il microfono così risponde. Cerchiamo di capire che cosa ha in testa in questo periodo, possibilmente. Ivan, sì, certo. Dopo Ma cerchiamo... certo, Ivan, grande Ivan. Quanti brani ci saranno, Salvo, nell'album nuovo?
Nel mio 10 brani. Sì, sì. 10 brani, tutti inediti o qualcuno di questi l'hai fatto venire fuori? Tutti inediti. Quindi tutti nessuno inediti. è stato ascoltato di questi? No. Su TikTok li canto spesso. Però diciamo che comunque fuori non è uscito nemmeno un singolo. No, ancora. Sui portali non ci sono. Benissimo. Però stanno arrivando comunque, non passerà molto tempo. Usciranno insieme all'album? Certo, sì. Quindi aspettiamo gennaio. Come regalo di anno nuovo ci sarà il nuovo album di Salvo, che possiamo già sapere il titolo oppure ancora non lo vuoi? No, ancora no. Ancora non sappiamo nemmeno quello. Va bene, cantiamo? Cantiamo, cosa cantiamo? Abbiamo una scaletta stracolma Cosa oggi. mandiamo? Adesso il nostro No, facciamo il brano Vado via. Ma ancora abbiamo appena iniziato. Vado via, il brano che porta per titolo Mary. Scusa, come si deve fare? Ogni tanto io mi distraggo. Ok. Sento Vado via. Allora Vado via, lo troverete su tutti i portali. Saluto tutti gli amici miei su via, ma non va TikTok, via. chi mi segue. Va via ma non va via, resta qua ancora. Giorni che non ti fai sentire, io sto ancora qua, ho da già parlare, sotto a casa tua, io da già trovare, aspetto fino a sera. Ciao, come stai? Voglio da parlare, non fermisci mai, sento dentro me, voglio da mangiare, oggi è venerdì, stasera io ti porto a cena e mi sbatta la porta in faccia, senza te mi sento morire. Vado via, non mi resta più niente da fare, io da solo non posso restare, solo un angelo potrebbe salvarmi, e quell'angelo saggio sta qui, aspetta te. Giorni che chiamo su a te, sempre ad aspettare, non ti cerchi più, io sono parte te, non mi porti me, fermiamolo stasera, non ti cerchi più, me la riti tu, penso solo a te, so che guarirò, non ti trascurare, se ti mancherò, penso giù stasera, ovvio è tardi rimane, senza me, ti sento morire. Non mi resta più niente da fare, io da solo non posso restare, solo un angelo potrebbe salvarmi, e quell'angelo saggio sta qua, è stato qua, vita mia. Non mi resta più niente da fare, io da solo non posso restare, solo un angelo potrebbe salvarmi, e quell'angelo saggio sta qua, è stato qua, vita mia. Grazie. Il nostro Salvo Paris con Vado via, altro Sì, brano che anche questo l'abbiamo cantato Sì, tante volte. Tante volte, sì. Però è sempre bello e molto piacevole soprattutto da Sì, ascoltare. sì. Questo quanti anni ha? 2, 3? No, di più forse. No, Mary, almeno ha 10 anni. 10, sei sicuro? Il tempo passa, Mary. Il tempo passa, sembra che. Quindi è uscito nel periodo del Mi lancio dalla finestra scappo? Sì, se non è in quest'album, forse. Era quello il periodo? Mi sembra di sì. Ragazzi, Comunque ma il tempo davvero? passa, ragazzi, sì. Sembra Infatti. ieri, ma sai cosa? Io lo dico sempre.
la cosa più bella è che quando si ascolta un brano e sembra ancora nuovo, significa che è stato azzeccato anche l'arrangiamento, no? Certo, sì, ha un bel arrangiamento. Questo è l'arrangiamento che allora ha fatto Mario Parisi, che per me è sempre un grande. Stiamo parlando, e quindi insomma, proprio per questo sembra nuovo, quando quel suono non passa mai di moda. Sì. Ce ne Anche sono a tanti distanza brani. di anni. Diciamo di sì. Sì. Perché sto facendo un po' un recap di tutti. Quanti brani hai fatto, Salvo? Sono tanti? Io brani, ma saranno, non lo so, 400, 300. Sono veramente sono tanti, quindi andarli a riprendere, perché poi lui anche se li scrive anche, no? Sì. Quindi scrivendo, sai quanta roba che viene fuori? Quanti ne hai dentro il cassetto? Oh, molto di più dei 400. Molto di più. Molto Sono di sicura più. che molti non li farà mai ascoltare, non verranno mai fuori. Ce n'è qualcuno Chissà. che hai ripescato a distanza di tanti anni e l'hai fatto venire fuori? Sì. Nell'album nuovo ce n'è qualcuno che avevi nel cassetto oppure sono tutti nuovi? No, tutti nuovi sono. Tutti nuovi, tutti perché scritti. poi cerchi sempre le novità, capito? Vero, cerchi Per te diventa vecchio, chi scrive? Anche se non l'hanno ascoltato nessuno, per lui è vecchio. Sì, poi beh. diventa vecchio, Ok. cioè è una cosa psicologica magari, È capito? vero, Certo. hai ragione. Senti, lo facciamo un altro brano, che dici? Ma certo che lo Cantiamo facciamo. ancora, dai, cantiamo Facciamo ancora. Cattivo Orgoglio. Saluto Bruno Simone, ragazzi, scusate se dimentico qualcuno. Saluto tutte le persone di TikTok. Vengo io a darvi un bacio grosso. Lui va di là. grosso. Lui va di là perché ha anche il suo TikTok. Ragazzi, un attivo. bacione grosso. Puoi mandare Sonny. Mua. Adesso arriva. Seguitemi, seguite anche Catino Cosentino, mi raccomando, ragazzi, su tutti i portali. Aspetta sempre che mi chiami tu, tu aspetta ancora che ti chiamo io, ma che cattivo orgoglio cademi tutte e due. E giro sempre attorno a casa tua, facciamo forte ma non siamo noi, ma che cattivo orgoglio cademi tutte e due. Io dice basta mo sono sempre io, dici le spalle che sto fai tu, e già passato troppo tempo che noi non facciamo più l'amore, vorremmo almeno per una volta sempre giorno. Abbracciami, stringimi più forte di te, parlamene, sai non saggio starci un minuto senza te, a così rischio
complimenti, Grazie, bravi. grazie. Altro brano bellissimo, adesso abbiamo anche Emanuela che così almeno l'abbiamo portata qua, di solito sentivamo sempre la sua voce, invece oggi l'abbiamo fisicamente qui insieme a noi. Sì. Brava. Emanuela è in collaborazione in tanti miei brani. Sì, lo so. Che canta con me nell'ultimo lavoro discografico che stiamo preparando. Oh, bene, bene. Sì. In quanti brani sei? 3-4 all'incirca. Facciamo 4. Facciamo 4, allora lei si ricorda meglio. Facciamo 4, bene, siamo curiosi. Io volevo mandare un bacio un po' più particolare, io che è bella. Ciao, vita mia. La moglie ovviamente. Certo. Ecco, che ogni tanto la porta, siamo contenti. È una cosa che devi fare spesso. Sì, però io a volte dimentico. Sì, dimentichi. Non credo che si possa dimenticare. No. Credo proprio di no. No, scherzo, Ecco. ma io lo dico per giocare, farla ridere, è normale. Lo sai che io so. Quanti anni siete insieme adesso? No, eravamo bambini. 80? Sì, 18 credo, più che 80. 18 anni. Sai, se so 80 anni, quanti anni li mantieni bene? Mary, io con lei eravamo fidanzati, io avevo 8 anni e lei aveva 6 anni e abitavamo di fronte, no? Io piccolo che non arrivavo nemmeno a attaccarmi alla ringhiera. Era successo. Già da piccolo aveva e ci buon siamo gusto. lasciati che io avevo 17 anni e lei aveva 15 anni. Vero? Certo, la mia prima fidanzata. Quindi... Poi mi sono messa no, scusa che non ti faccio partire. No, vai, mi piace questa cosa quando l'amore fa giri immensi e poi ritorna. E poi mi ha rovinato, diciamo, alla fine. Allora, tu dici questo, ma io penso che in realtà, giusto, non è che ti abbia rovinato, ma se quest'amore ha fatto questo giro così grande e poi è tornato qua. C'è qualcosa, stiamo scherzando, è normale, si scherza. Questo è vero sempre amore, tutta la mia vita. Belli ragazzi, è bellissimo dare anche questi esempi, no? Perché magari c'è qualcuno che dice ho perso l'amore della mia vita, però un esempio di dopo quanto tempo siete stati lasciati? Non lo so, 20 anni, 22. Vedi poi com'è tornato, raga. Evviva l'amore, quello bello, quello vero, bravi. Un bellissimo esempio. Complimenti. Ragazzi, io volevo dire anche due paroline su Ivan Nero. Adesso ci andiamo su Ivan. Lo vedo un po' fiacco, però lo vedo carico nel frattempo. Ora ci andiamo, ora andiamo da Ivan. Ora andiamo da te, non ti stiamo trascurando. Dammi Emanuela, dammi qua. No, me lo sono tenuto un pochetto perché visto che comunque abbiamo solo un singolo, lo stavo tenendo un pochino qui in modo di far, diciamo, attendere anche chi lo vuole ascoltare un po'. Certo. Ora Ivan, mo torniamo da te. Perché tutto questo tempo? Perché? Che cosa dobbiamo fare per andare a registrare il nuovo brano? Come fa? Vabbè, ma io anche lavoro. Allora, certo, scusa, no, lo fa per devi dire giuste le cose. Lavoro. Lo fa per divertimento per il momento. Ma già è pronto il nuovo brano? Sì, nel senso è già scritto? Ci stiamo preparando. Ok. Hai richiesto tu qualcosa a Salvo o fatto di testa sua? No, è stata più che altro mia. Ok, e poi lui ha messo nero su bianco. Sì. L'avete fatto insieme, bene. Quindi devo dire che comunque ha le idee chiare. Sì. Le idee chiare. Da un po' stiamo iniziando adesso. Comunque pian pianino poi si scioglie. Cosa cantiamo, Ivan? Sempre mi innamorai. Ma noi lo ricordiamo. Sempre mi innamorai. Vai, centro del palco e cantiamo anche con il nostro Ivan Nero, che direi è arrivato il suo momento. Ero sicuro io mi innamoravo, quel giorno se non riesco a dimenticare, tu stessa mi dicesti che fai stasera, usciamo e finivamo poi a far l'amore, lasciando dietro veri amori. Ricominciamo dai la nostra storia adesso. Tu sei fatta per
per me, io sempre con te, non ti deluderò mai, faccio quello che vuoi, ti abbraccio, ti bacio, sarà un grande amore, vedrai, vedrai, sì. Tu che sei la padrona del cuore mio, come fai a farmi innamorare? Tu chi sei? Sei la vita mia. Ci scommettevo che per te impazzivo, già dentro me lo sai, io ti sentivo, quell'emozione che non so spiegare, ti amo, ti amo. Sei fatta per me, io sempre con te. Non ti deluderò mai, faccio quello che vuoi, ti abbraccio, ti bacio, sarai un grande amore, vedrai, vedrai, sì. Tu che sei la padrona del cuore mio, come fai a farmi innamorare? Tu chi sei? Sei la vita mia, la vita mia. Grande, grande, Bravo grande. Ivannero. Grazie Savuccio. Molto bella questa canzone, anche perché comunque hai una bella voce, quindi è un peccato, no? Dai, sì, ma come no? Ma come no? Ma scusa, abbiamo appena sentito, quindi insomma, certo che è una bella voce. In preparazione il nuovo brano di Ivan, intanto questo qui ricordiamo che lo potete trovare anche su YouTube, come tutti i brani comunque dei ragazzi, scusate, dei ragazzi che sentirete questa sera, ogni tanto scende un attimino giù di qualche e quindi cercatelo e condividete, soprattutto divertitevi con i brani proprio loro su TikTok, divertitevi a fare tanti video. Io questa è una cosa che dico sempre, perché oggi i social, vuoi o non vuoi, sono anche una realtà, e utilizzare proprio gli audio, le canzoni dei nostri cantanti è una cosa che li aiuta a loro a portarli avanti e soprattutto a farli conoscere dagli altri, quindi facciamo questa cosa. Bravo Ivan, bravo. Grazie, bravo. Mary. Andiamo da Agatino, vai, cambio di testimone, anche perché abbiamo detto che appunto a gennaio ci sarà questa uscita Assolutamente doppia. sì. Abbiamo detto che nell'album di Salvo ci saranno 10 brani, vogliamo sapere anche nel tuo. Ovviamente anche 10, sì, sempre sì, 10. assolutamente. Tu lo 10 dirai brani. quanti so, come si Agatino, scusate che ti interrompo. No, vai, scusami. Agatino ha fatto un bel po' di brani. E come me poi fa Salvo, questo qua guarda lo mettiamo da parte, è bello sì, però magari lo facciamo bello. uscire nel prossimo disco. Poi nel prossimo non uscirà perché automaticamente ci saranno quelli nuovi, quindi Ma- succederà questo. Ma questo secondo me è un vizio che hanno tutti gli artisti, abbiamo tutti gli No, artisti. no. Sei tu, nel senso che chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Ah, ho Cioè, capito, ho se capito. tu fai quello, possibilmente. Ma la colpa perché ce l'ho sempre io? Perché qualcuno deve essere pur Anche per scaricata, sempre qualcuno deve essere scaricata. No, ma sai cosa? Possibilmente lui, a quanto ho capito, siete molto vicini entrambi, no? Assolutamente sì, Nell'ambito certo, musicale, certo. perché si Certo. deduce subito questa cosa qua. E dicevo, vedendo che tu fai questo, ti ascolta magari, tu Sì. perché anche se tu sei nel campo della musica da oltre 30 anni, anche se Oltre tu lo 40. fai, esatto, anche se tu lo fai da tempo, lui impara da te, Certo. no?
quindi sicuramente magari lui ti ascolta e dice vedi, ha ragione su questa cosa, quindi possibilmente anch'io su questa cosa voglio così, Sicuramente. tu gli puoi solamente dire sì, non puoi fare altro, e dice vabbè. Certo. È capitato che lui ha voluto mettere da parte qualche brano che invece sulla quale tu credevi? Sì, C'è però stato poi un brano alla fine suo? sempre mi ascolta su questo. Quindi punto di vista. Assolutamente sì. l'hai perché ripescato? Anche se non sono d'accordo, però diciamo che non è Ti affidi. un principiante, perciò mi affido a 100%. Quindi c'è stato un brano che avevi tolto e lui ti ha detto no? Sì. Sì? Questo è già uscito o deve uscire? È questo qui che vi canto adesso, Ah. in cui io non credevo e lui invece che sì. Sì. E alla fine che ha vinto? Cioè alla fine che aveva ragione? Io ho vinto lui. Vinto No, io. aveva ragione Assolutamente. Salvo, aveva Sì, ragione sì, Salvo, sì, hai sì. visto? Vedi come anche lui dà un esempio, ascoltiamo sempre chi ha più diciamo esperienza. Esperienza, assolutamente. Perché qual è il brano in questione? Il brano è Quanta vasa accattata. Ah, ok. Bellissimo, a me piace tanto. Questo l'ha brano. scritto Salvo, questo brano? No, Napoli, un autore di Napoli. Ok, tu quando l'hai ascoltato che hai pensato? Era bella, però non mi dava quell'emozione che quando ascolti una canzone ti deve dare quell'emozione, dice sì, questa canzone sì, fa per me. Possibilmente al primo ascolto non è stato così e poi Assolutamente. dopo con Lui il Salvo tempo... invece mi ha detto ascolta, facciamola. E io ho detto va bene, ascoltiamo Sì, te. infatti è funzionato, siamo molto Assolutamente. contenti. E adesso lo ascoltiamo tutti quanti a questo punto, direi che è arrivato il momento. Ok? E lo dedichiamo anche a tutte le persone fuori di casa. Assolutamente Lo sì. dobbiamo dedicare Sì, perché sì, è sì. normale. Tutti. Va bene. Che scemo vero, sono innamorato e non voglio candere cuore. Si pensa quando la ci conosci, che scemo che sono stato, due carezze per si fa cattare un corpo e un'anima. Quanta vas accattata per amore che niente mi porta e non è nascosa oggi tu ti ravennara. Quanta vas accattata ci spogliamo ma poco fai va che si prezzo chi si è innamorato ogni sera dice passi a rompo torna a te. Prima sera no, non ci credi, no, non ci credi. Caro per me già si va insieme a nata. Dici solo un modo e danno minuti. E la mano ti tremava già e te lo ti già. Quando vas a cantare un amore che niente mi porta e non è nascosa perché tu ti ravennare. Quando vas a cantare ci spogliamo ma poco poi va che si prezzo chi si è innamorato ogni sera dice passi a roba torna a te. Bello, bellissimo, molto grande Agatino, che bello. voce, ragazzi. Molto bello questo brano, molto bello, quando vas accattato. Bella canzone questa, anche questa su YouTube. Assolutamente sì. Ricordiamo sì. il canale YouTube dove si può trovare, Sul canale YouTube Salvo Paris. quindi è giusto anche Questa qui sì, pubblicizzarlo, certo. no? Sì, è sì, giusto pubblicizzarlo perché lì potete trovare. Sono stati tutti registrati nel mio studio. Tutto Assolutamente il disco sì. intero. Paris?
Studio Paris Record. Ok, mi era mancato il records. Quindi ragazzi potete andare direttamente su YouTube. Scusatemi, Salute. l'effetto dei piedi bagnati è stato questo. Sì. Capirete poi. Ragazzi, questo si può dire, non so se tu stai facendo la sorpresa, Mary, ai tuoi fan, non lo so, però ho visto uno scotch io ho detto che dovevo fare una cosa, che dovevo fare il video, però loro non sapevano quando. Vabbè, io non vado oltre. No, lo puoi dire, allora, lo posso puoi dire? Sì. Allora, poco fa io ho visto uno scotch di Mary in cui ha girato un video, ragazzi, in una piscina, piedi nell'acqua, Sono e faceva morta. Così. Cioè, dopo pubblicherò un piccolo c'è freddo, Mary, c'è freddo. Capito? Gioia. Lo star mi sa che ha colpito. L'acqua ha colpito Sì. perché se già è partito lo Certo. Io ringrazio, certo. poi domani racconterò un po' in diretta. Vabbè, raga, forse no, domani sarò in diretta, smettila. Va bene, Agatino, No, ci è vediamo forte, dopo. pure... I miei anticorpi, le mie difese immunitarie funzionano. Sono pazzesche. Domani febbre a 40, ecco le ultime parole famose. Allora Salvo, Va torniamo bene. a cantare? Sì. Che ne pensi? Anche perché sennò il tempo qui vola troppo velocemente Sì, e non va infatti, bene già siamo questa cosa. quasi... Ancora dai, facciamo questo, poi facciamo di nuovo Agatino, poi ritorniamo, ce la Ok, facciamo. mettiamo Boom Boom. Quella prima o quella seconda? Perché Facciamo di Boom Boom ce ne sono due. La seconda, facciamo la seconda, dai. Sicuro c'è il video. che vuoi fare la seconda? Sì, La prima è sempre aspetta, tu sei incerta, facciamo la prima? Ma allora la seconda è molto bella, però l'origine, no? La prima è la prima. Ha funzionato È sempre quella la prima. Poi magari Ok. la seconda la facciamo nella seconda puntata. Ok, va bene. Partiamo da Boom Boom. Dammo numero di telefono, ti chiami 3. Certo che qualcosa è nata fra me e te. Tu sei divorziato, pure io sono come te. Chiama a casa tua, ci potremmo divertire. Già ti sei spugnato, l'ho già fatta prima me. Tieni tanta fretta, manco tempo e un caffè. Bussano la porta, stai tremando ma perché? Come tuo marito sto tremando invece te. Boom boom, adesso lui mi picchia, scappo, ma che sta diventando pazzo. Io non dovevo andare a letto, sicuro questo è un tuo difetto. A te ti piace il sesso, non merito, non è giusto. Adesso devo scusare, boom boom. Adesso lui mi picchia, scappo, ma questo uomo è rotto guazzo. Io non dovevo andare a letto, sicuro questo è un tuo difetto. A te ti piace il sesso, non merito, non è giusto. Adesso devo scusare, sta casa assomiglia al labirinto. Non trovo una finestra per scappare. Boom boom. Adesso lui mi picchia, scappo, ma che sta diventando pazzo. Io non dovevo andare a letto, questo è un difetto. Già mi sono stancato, che sto correndo e a me tieni tanta rabbia. Se vuoi sfugare con me, senta chiedo scusa, merito stevo solo, niente può sapere, che sto corra presso a me. Boom boom, adesso lui mi picchia, scappo, mo che sto diventando pazzo. Io non dovevo andare a letto, sicuro questo è un tuo difetto. A te ti piace il sesso, non è giusto, non merito. Adesso devo scusare, boom boom. Adesso lui mi picchia, scappo, ma questo uomo è rotto guazzo. Io non dovevo andare a letto, sicuro questo è un tuo difetto. A te ti piace il sesso, non è giusto, non merito. Adesso devo scusare,
scusa sta casa assomiglia al labirinto, non trovo una finestra per scappare. Boom boom, adesso lui mi picchia, scappo, mo che sto mi rotto pazzo, io non dovevo andare a letto. Boom boom, boom boom. Assomiglia al labirinto, non trovo una finestra per scappare. Boom boom, adesso lui mi picchia, scappo, mo che sono mi rotto pazzo, io non dovevo andare a letto. Questo è il tuo difetto, tieni un difetto. Grazie. Bellissima, Salvo, bellissima. Sì, la vecchia hai veramente ragione, il primo boom boom. È sempre troppo bello. Tra l'altro sono arrivati tantissimi messaggi, io ne voglio leggere qualcuno. C'è Melita che ti fa i complimenti, Alessandro. Grazie. E poi Matteo Celestino che ha scritto un sacco di volte: salutatemi Salvo. Vuole essere Matteo salutato. Celestino, Matteo, questo brano ti devo dedicare, ti chiedo scusa, caro Matteo, ti voglio molto. La colpa ce l'hai tu. Io? Ce l'hai, te la do a te la colpa, perché io devo salutare Matteo Celestino. A qualcuno gliela devono pur dare, Celestino. Salutiamo la cassiera di Somma, via... Si può dire, vero? Sì, vai, certo. Via Matteotto, insomma, di via Matteotto dove lavora Matteo Celestino. Salutiamo la cassiera e tutti... Celestino. È Celestino. Allora, a Matteo Celestino. Okay. Poi ti saluta Rosario Di Martino, ti ricordi? Gli mandiamo un bacio. Sì, Rosario Di Martino, ciao, un bacio. Enzo Ferro, anche lui che Ferro, un bacio anche per te. Un salutone, sei un grande, Salvo. Grazie. Poi abbiamo Matteo, grazie. Mi puoi salutare Agatino da parte di Desideria e Chloe, quindi ti arriva anche per te un salutino. Poi mentre cantavi boom boom ovunque, grande Salvo da Bella Stella, bravissimo, grande, sei mitico. Anche... Salvo numero 1 da Luca Patanè. Anche lui. Luca, ciao Luca, un bacione. Domani ci sentiamo, Luca. Il top, bravissimo, ragazzi, i messaggi sono tanti. Ok. Va bene. Rimaniamo in musica? Rimaniamo in musica perché facciamo ricantare Agatino, poi mi chiudi la serata tu. Ok. La mia strada è questa, facciamo? Nora, vuoi fare un altro brano veloce se poi facciamo fare Agatino? No, facciamo la scaletta, rispettiamo la scaletta. Fanne un altro veloce e poi dopo... facciamo la mia strada è questa. Dai, veloce, andiamo. cerchi scusa, lo sai, amore mio, ti voglio bene, ma dei problemi miei ci stai pure tu. Lavorerà, la mia strada è questa, ci riuscirà, non ce la farò mai. Ti aiuterò, ora io ci provo, lo sai ti amo, anch'io ti amo. Lo sai amore mio, mi vuoi aiutare, da questa strada non si esce mai.
canzone davvero molto bella. Bravi, sì, bravi, grazie, bravi. Grazie. Salvo, con te ci vediamo dopo in chiusura. Diamo spazio agli Sì, altri. grazie Emanuela, grazie, sì, perché io direi che è tornato il momento del nostro Agatino. Abbiamo un altro brano che è Sì. rimasto. Quale? Ma c'era lui. C'era. Ci fu, a tempo addietro ci fu lui, ma oggi lui non c'è più. Dove vai? Guarda come scappa, guarda come scappa. Allora, ma c'era lui, questo brano di Agatino, che appunto è il terzo singolo che stiamo ascoltando. Lo riascoltiamo tra poco. Un amore tanto tempo fa, t'ha fatto male, non so sto te brucia ancora. Non potevi immaginare che te potevo perdere. Tutte sera prova a te chiamare, c'è il messaggio, non l'hai cancellato ancora. Sta scritto nome che là e ci t'ha fatto piangere 2 anni fa. Ma c'era lui e tu eri troppo innamorato. Ma c'era lui e ci voleva tutta vita. Ragazzo semplice, un amore famoso, quando i bucina t'ha saputo raccontare. Ma c'era lui, me lo regala e 100 rose, in una macchina di cetta a modo sposa. Ma è stato inutile, siamo tutti mentre pensiamo a quell'uomo. Bagno bene a tua vita, alle rispondo cuore mio quando sta sola. Non tengo voglia di parlare, lasciami perdere. Gli occhi fissi sempre sugli specchi, l'orgoglio perdo nel mio cuore, non c'è ancora. Queste cose tu le hai fatte già, non ci può permettere ancora di voglia. Ma c'era lui e tu eri troppo innamorata. Ma c'era lui e ci voleva tutta vita. Ragazzo semplice, un amore famoso, quando i bucina t'ha saputo raccontare. Ma c'era lui, me lo regala e 100 rose, in una macchina di cetta a modo sposa. Ma è stato inutile, siamo tutti mentre pensiamo a quell'alba. Un amore famoso, quando i bucina t'ha saputo raccontare. Agatino Cosentino, bravissimo, ma Grazie c'era mille, lui, grazie. bravo. Ragazzi, venite che ci facciamo la foto, che siamo in chiusura. Guardiamo tutti quanti, vieni Ivan, guardiamo tutti quanti i sonni in posizione foto, 1, 2, 3, cheese. Grazie Sonny. Perfetto. Come sempre la foto la potrete trovare sul canale Instagram e Facebook. È venuta con gli occhi chiusi Emanuela. Che fai tu? Dai, rimettiamoci in posizione. 1, 2, guardate Sonny, vai. Dicevo che la puntata la potrete trovare sul canale sia Facebook che Instagram di Bella TV, quindi la troverete lì. Noi siamo arrivati in chiusura, Salvo sei tu che vai a chiudere con l'ultimo brano. Sì. Siamo arrivati in chiusura, la puntata sarà in replica mercoledì
alle ore 21, quindi la potrete rivedere nuovamente sul canale 96 e poi sul canale YouTube di Bella Radio. Come sapete, tutte le puntate le troverete lì e sarà inserita anche questa. Salutiamo tutti i belli di Bella che ci hanno seguito. Ma certo, Diamo un grande bacio. certo, Tutti. Ricordiamo che l'appuntamento è per la prossima settimana, sempre di lunedì alle ore 21, quindi vi riaspettiamo. E che dire, ragazzi, diamo una buona serata e una buona notte a tutti. Signore, quanti. una buona serata, siamo in chiusura. In conclusione, Una buonanotte a tutti. Ok, e ci vediamo di nuovo l'altro lunedì, ore 21, sempre su Bella Radio TV. sempre qua, puntualissimi come sempre. Certo. Con quale brano salutiamo? Un attimo, Nat. solo un attimo, È c'è durata. voluto niente a innamorarmi te. Un attimo, buonanotte. Ok, signori, buonasera a tutti. A volte mi fu per caso, passavo sotto a casa che ci guardavamo, già tu pensavi, tu mi volevi, la sera non mi scordo, o sai che per me tu sei importante. Ti penso pure quando io m'accorgo a te sonava come abbracciato e stanotte non mi scordo più. Dimmi come fate, ho pensiero tengo sempre a te. Per diventano lietanno e poi mi piace se mi parla sotto capo pensiero solo ci volimmo e noi siamo ritratti che stanno un attimo, solo un attimo. C'è voluto niente a innamorarmi cuore mio. E da compagna nata volta a casa, stasera io rimango con gli amici. E mi stanca, io te volevo, da stringere una davata in braccio a me. Un attimo, solo un attimo, niente a niente ma ci innamorate di te. Cuore mio, vita mia, così ho solo che mi prendo in questo cuore, se per diventano lietanno e poi mi piace se mi parla sotto, e mi piace se mi parla sotto, capo pensiero solo ci volimmo e noi siamo ritratti